Ciao, sono Giulia e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da oggi fino a lunedì 3 agosto 4 giorni di tradizione, spettacolo e passione marinara nel cuore del Golfo della Spezia con il 101esimo Palio del Golfo. Migliaia di visitatori sono pronti a vivere un'atmosfera unica di folklore e competizione tra le storiche borgate che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo. Domenica 2 agosto torna l'atteso appuntamento con la Stella Maris di Camogli, una festa tradizionale e religiosa molto antica che si celebra ogni anno la prima domenica di agosto in onore della Madonna, protettrice di marinai e naviganti. Di sera alla spiaggia lo spettacolo del dragoon e delle canoe kayak che lo seguono con una torcia legata a poppa e che sfilano in mare tra centinaia di lumini colorati. Domenica 2 agosto appuntamento con una delle sagre più prelibate della Riviera, la sagra del Turtun di Castel Vittorio, la tipica torta salata della cucina della Val Nervia che mescola i sapori contadini con i prodotti dei pastori delle Alpi. Durante la sagra i partecipanti si sfidano a preparare il turtun più buono, mentre musica, balli e mercatini animano le vie del borgo medievale. A Portofino arriva il primo festival dedicato agli inglesi in Liguria. Da oggi fino a sabato 1 agosto tanti incontri, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e concerti per celebrare il legame tra Liguria e mondo anglosassone in un festival promosso da Regione Liguria con gli amici dei Giardini Botanici Hamburi. A Ponente vi aspetta la sagra degli spaghetti alla Berettuna, sabato 1 agosto nella frazione di Ville San Pietro a Borgomaro, appuntamento con la sagra dedicata al primo piatto tipico della tradizione culinaria imperiese, gli spaghetti che prendono il nome dalla loro caratteristica forma a berretto e di cui la ricetta resta un segreto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.